compravendita di senatori in cui sono imputati Berlusconi e l'ex direttore dell'Avanti, La Vitola, con la toga di avvocato Antonio Di Pietro, difensore d'Italia dei Valori. Gio Nocchetti. Ci si aspettava un'udienza breve, anzi lampo, dinanzi alla quarta sezione del Tribunale di Napoli presieduta da Loredana Cerno, che aveva già anticipato di volersi astenere in quanto moglie del procuratore di Bari Antonio Laudati, accusato di favoreggiamento proprio nei confronti di Silvio Berlusconi, che nel processo che comincerà davvero domani è accusato di corruzione in concorso con Walter La Vitola perché, secondo l'accusa, avrebbe comprato il passaggio nelle fila dell'opposizione dell'allora senatore dell'Italia dei Valori Sergio De Gregorio per far cadere il governo Prodi. De Gregorio, dopo aver patteggiato una pena di 1 anno e 8 mesi proprio per corruzione, è uscito dal processo come imputato, ma ne è rimasto come test per l'accusa. Assenti, anzi contumaci, gli imputati, presenti, anzi presentissimi, difensori e avvocati delle più diverse parti civili, a cominciare da un avversario storico di Berlusconi, Antonio Di Pietro, che ha indossato la toga di avvocato proprio come parte civile del suo partito. E quando i difensori Michele Cerabona e Niccolò Ghedini hanno sollevato la prima eccezione proprio sulle notifiche a Berlusconi, non ha rinunciato a lanciargli una stoccata, sia pure a mezzo intervista. Cercano di ritardare, allungare, far passare il tempo perché l'obiettivo principale è la solita prescrizione, i cui termini sono stati ridotti proprio dal governo Berlusconi. L'ultima trovata di questa mattina, secondo Berlusconi, la notifica non è corretta perché è stata fatta in un luogo che è sconosciuto a lui, Arcore. È stato fatto ad una persona sconosciuta a lui, la signora Marinella. È stato fatto a delle persone sconosciute a lui, i suoi 2 avvocati difensori. E smettila, Silvio, di prenderci in giro. Si ricomincerà domani dunque, altra sezione, altro collegio presieduto da Nicola Russo, che cederà poi il posto a Serena Corleto. Prima udienza e prime annunciate eccezioni da parte dei difensori, dalla fondatezza stessa dell'accusa alla legittimazione delle parti civili, Senato in primo luogo,